Con questo intervento vorrei parlare del tema delle donne che curano ed esplorare il lavoro delle caregiver in Italia. L'idea è di affrontare il tema della dimensione di genere del lavoro di cura nell'ambito familiare, ricostruendo la condizione delle donne nel mercato del lavoro anche rispetto alle questioni relative al Covid e all'invecchiamento. La questione genitoriale emerge importante, ma è solo una delle vicende che riguardano il lavoro delle donne. Innanzitutto vorrei ricordare che secondo l'Istituto di Statistica quasi 13 milioni di italiani fra i 18 e i 64 anni devono gestire responsabilità di cura verso i propri familiari. Nel 2018 erano circa 3 milioni le e i caregiver in Italia onerati della cura di un parente affetto da malattie gravi, spesso persone non autosufficienti. A questi 3 milioni si sono affiancati oltre 10 milioni di persone con carichi legati alla dimensione della genitorialità. Sicché è assolutamente vero come essere impegnati in un'attività lavorativa e allo stesso tempo doversi occupare di figli piccoli o parenti non autosufficienti comporta una modulazione dei tempi da dedicare al lavoro e alla famiglia. Questa modulazione si riflette sulla partecipazione degli individui, in particolare delle donne, al mercato del lavoro. La cura è dunque una zavorra che impedisce alle donne onerate di questa attività di affermarsi negli ambiti professionali. Questo deriva innanzitutto da un contesto culturale. Circa la metà degli uomini ritiene che le donne con figli piccoli non debbano lavorare e poco meno della metà degli uomini ha indicato nelle madri, anche se lavoratrici, le principali responsabili della cura della e nella famiglia. Questa opinione è condivisa anche dalla maggior parte delle donne, che ritengono di essere le principali responsabili di cura e che in una certa misura rinunciano sin da principio a collocarsi nel mercato del lavoro, ritenendo di non poter conciliare una situazione professionale con una condizione personale nel contesto della genitorialità. Le persone che vivono nella casa non sopportano in uguale misura il peso della gestione della vita domestica. Qualitativamente, la quasi totalità delle donne ha dedicato del tempo della propria giornata a un'attività di lavoro non retribuito. 9 donne su 10 hanno svolto attività domestica. Anche 7 uomini su 10 hanno svolto attività di lavoro non retribuito, ma si è trattato per lo più di volontariato o attività sportive personali. Ancora, quantitativamente l'impegno delle donne dentro la casa è più che doppio. Si dedicano complessivamente alla cura della famiglia e dell'abitazione per oltre 5 ore al giorno, contro le quasi 2 degli uomini. Le donne italiane sono dunque quelle che in Europa più di tutte si occupano della famiglia. Gli uomini italiani sono quelli che meno di tutti si occupano della casa. Questo gap inizia da giovanissimi e procede in un percorso che vede le donne sempre più impegnate nel lavoro non retribuito domestico e quindi per converso sempre meno impegnate nel lavoro retribuito extradomestico. Questa situazione è esplosa nella pandemia. In particolare, con la chiusura delle scuole e dei servizi di assistenza diurna per anziani e disabili, le famiglie hanno dovuto ripiegare su se stesse per riuscire davvero a sopravvivere, riuscire davvero a sopportare il peso della situazione. Questo peso si è di nuovo scaricato sulle donne. Da un lato perché percettori di redditi inferiori e quindi ritenuti rinunciabili,
dall'altro per quel contesto culturale descritto poco fa. Questa recessione del lavoro al femminile, che ha visto su oltre 100.000 disoccupati nuovi collegati alla pandemia, 99.000 donne, ebbene, questa recessione al femminile è stata chiamata She-cession, in risposta alla Man-cession della crisi del 2008. Quella del 2008 è stata una crisi finanziaria, con conseguenze sull'industria edilizia. Quella in corso ha caratteristiche molto diverse, collegate direttamente alle peculiarità dell'occupazione femminile. Si tratta di impieghi di bassa qualità, retribuiti poco, nei settori più colpiti dalla pandemia. Ancora, si tratta di poche donne che lavorano, che cercano in qualche modo di conciliare la loro condizione personale con la loro condizione lavorativa. La soluzione che spesso adottano è ritirarsi prima in parte e poi completamente dal mercato del lavoro. L'esito è una vecchiaia di modestia, se non di miseria. Sicché davvero per queste donne la vecchiaia non è oro, è una situazione difficile che le vede travolte da una vita di fatica, da una vita di sacrifici. E a ben guardare le statistiche, la condizione genitoriale non è la vera scatenante. La vera scatenante della condizione delle donne nel mercato del lavoro è la coppia. E infatti le donne single con figli hanno tassi di occupazione simili a quelli maschili. Il modello 2 stipendi, 2 carriere, con una distribuzione paritaria dei carichi di lavoro retribuito e non retribuito nella famiglia, è un mero esercizio teorico. Anche nei paesi dove la parità risulta più avanzata, la scelta è per 2 mezzi stipendi e 2 mezze persone occupate nella famiglia. Le 2 carriere ad oggi non risultano praticate in nessun luogo. Allora, qual è il cambiamento possibile? Guardando con fiducia al piano nazionale del recovery e di ripresa oltre la pandemia, la chiave è nei servizi pubblici e nel welfare privato. L'idea è che le donne hanno diritto a un'età dell'oro che colori il loro argento di una situazione positiva.